Avete appena vinto il torneo di Asta e Bacchetta 2017, eccolo lì il premio di Sara Ferrucci, contradaiola anche lei, le prime impressioni? È stato per me il quarto anno per il primo, però è un trofeo che mancava alla contrada e siamo riusciti a portarlo dentro. Ecco, quanti anni avete? Innanzitutto ci dici l'età perché siete giovanissimi. Io ho 18 anni. 18 anni e tu Tommaso? Io 17. 17 anni, però lavorate tutto l'anno, no? Mi sembra, questo... Sì, ci siamo impegnati, per me era la prima volta, non avevo mai sbandierato, però ci ho messo l'impegno. Tanto vento anche questa sera, come siete riusciti a contrastarlo? Il trucco è stato forse sta più vicini l'uno con l'altro, non fa lanci esagerati, lanci corti. Ecco, quindi avete usato una tattica, insomma, sì, no? Lanci bassi, tanto le contrarie lo vincevano con questo. Perfetto, da quanti anni è che usate la bandiera? Io ho iniziato quando ero piccolo, avevo 10-11 anni. Quindi sono 6-7 anni che... 7 anni che sbandiero. Io è un mese e mezzo. Allora complimenti. Quindi vi lascio a festeggiare, è il vostro primo successo, giusto? Sì, dopo il 2008. Vecchia Asta e Bacchetta. Sì, vecchia Asta e Bacchetta, però personalmente è la prima volta che tu Tommaso vince. Personalmente io. Perfetto, grazie di tutto, in bocca al lupo. È una novità per tutti perché non era mai successo che vincevate e poi se ricordo bene Alessio è la prima volta che partecipa. È la prima volta che faccio sta bacchette e devo dire che se si è vinto è merito di questi due ragazzi perché fondamentalmente mi hanno aiutato con le prove, con tutto quanto, insomma, a tirare fuori un tempo che a quanto pare ci ha fatto privilegiare. Sì. Beh, lui parla così perché sono alla batteria, ora questo non volevamo dirlo a nessuno, però indubbiamente insomma, nel tempo libero. Allora invece per te, giovanissimo, quanti anni hai? 18. 18 anni, tutti giovanissimi, eravate stasera, qual è la tua prima impressione, insomma, perché non è il primo anno che suoni, mi sembra. No, questo è il quarto. È il quarto anno, quindi? No, vabbè, dopo l'anno scorso ci siamo andati vicini, finalmente è arrivato. Finalmente è arrivato, pensi che sia meritato? Sinceramente, confrontandoti anche con... Visto le prove sì, non l'aspettavo. Bene, vediamo da te, anche tu giovanissimo, è il primo anno. Secondo anno che è il secondo anno. Sempre come imperiale. Sì. Sempre come il primo anno è stato da rullante e il secondo da imperiale. Perfetto, e chiedo anche a te appena hai visto il fazzolettone venire fuori. È una grande gioia, ma sicuramente è un appagamento di 2 mesi di prove. È stato un sacrificio, ma alla fine. Va bene, quindi Alessio, finisco con te. Io ho un ringraziamento agli addetti alle comparse che ci hanno aiutato in tutti i modi e fa complimenti anche alle altre contrade. Angelini, priore della contrada del Coro, tornate appena ora da Piazza Castello con la vittoria Asta e Bacchetta 2017. Premio molto sentito e ambito e anche purtroppo tante volte anche per, diciamo così, vari ed eventuali non c'era stato mai assegnato e una grossa soddisfazione soprattutto per questi ragazzi che tutto l'anno dedicano sempre con voglia e con vigore tempo e voglia nel provare, riprovare e riprovare ancora. Dagli errori loro acquistano sempre più forza, non si buttano giù e questo è il bello di questi ragazzi e anche di tutta la contrada. Non ci scordiamo il Cupello, che anche queste ragazze stanno lavorando bene per la composizione del corteo storico. Hai nominato il Cupello, non è a caso perché è il secondo riconoscimento che va alla contrada, in questo caso che è meglio si è comportata nel corteo religioso e storico. Sì, questo è un premio molto importante per la nostra contrada, visto che siamo quella con il maggior numero di vittorie. Ci teniamo molto perché sono sempre riconoscimenti che fanno piacere per tutto il lavoro svolto durante l'anno. Marco Buoni, difensore della contrada del Coro, un difensore storico del magistrato delle contrade, oltre che della contrada del Coro, però stasera una grande soddisfazione perché il premio Asta e Bacchetta era atteso dalla contrada. Sì, era fra tanti premi che ci si gioca durante l'anno, questi erano quelli che ci mancava di più. Effettivamente
sembrava che avessimo una sfortuna, non ci riuscivamo mai a vincere, siamo andati vicino negli anni, era un premio che ci sfuggiva e quest'anno è arrivato, questi ragazzi hanno lavorato bene, sono molto contento. Certo. Sono molto contento. Tra l'altro Era stato già vinto tanti anni fa, ma con la nuova regola di questo scudo, che è anche molto bello, non c'era ancora mai riuscito a vincere. Ecco. E quest'anno guarda, questi ragazzi sono veramente contenti. mi hai anche anticipato, nel senso che quest'anno c'erano delle nuove regole che regolavano insomma l'assegnazione degli esercizi obbligatori, no? Erano degli esercizi obbligatori tutti uguali per tutte e quattro le contrade, abbiamo diminuito anche il tempo di gara che prima era oltre 6 minuti, abbiamo ridotto a 4 minuti e con dei passaggi tutti uguali obbligatori per le contrade. Cambiava solamente il tempo di rullata dei tamburi. Certo, quello era dato libero, anche perché poi ogni contrada al proprio è sempre stata una caratteristica. Detto questo, però la contrada ora c'è un altro premio che non è propriamente paragonabile a ste bacchetta, parliamo del Cupello, un premio che invece la vostra contrada la nostra contrada negli ultimi anni ci è riuscito più facile di vincerlo, solamente il fatto ne abbiamo vinti 8, nell'ultima edizione abbiamo vinti 8 e sì, come tutti gli anni puntiamo a vincere anche questo. È proprio una testimonianza del fatto che siano due situazioni diverse in fin dei conti. Sì, è vero, perché qui molto c'è più la gara, molto questi ragazzi anche se si allenavano molto bravi, la gara la soffrivano di più,